Abbiamo occupato l'università. L'intifada studentesca è iniziata, parole con cui oltre un centinaio di studenti del collettivo universitario Contende pro-Palestina hanno occupato il cortile del rettorato e alcune aule di Ca' Foscari a Venezia. Nello specifico a Ca' Foscari chiediamo in primis che vengano interrotte tutte le partnership con le aziende ma anche con le università israeliane o legate ad Israele, con le aziende che finanziano la guerra come ad esempio Leonardo e Medor, di cui la nostra rettrice è parte nel comitato scientifico, e quindi chiediamo le sue dimissioni da questo organo. La protesta come specchio di quanto sta accadendo nei campus americani e così anche nel resto d'Italia. Chiediamo appunto anche una presa reale di posizione per un cessate il fuoco e che vengano finalmente dette le parole genocidio, le parole Palestina, che finora non sono state pronunciate dal nostro Ateneo. Sebbene gli studenti abbiano di fatto occupato il suolo dell'Ateneo veneziano, Ca' Foscari, interpellata sulla questione, dice che da parte sua non smobiliterà gli studenti, almeno per l'intanto. A decidere sul da farsi la prossima riunione del Senato accademico, prevista per mercoledì 22 maggio prossimo. Noi non abbiamo di certo paura della repressione perché siamo certe di essere dalla parte della ragione